La visione di Edoardo Gellner, l'architetto fautore di alcune delle infrastrutture più rilevanti ma anche più discusse della cortina olimpionica del 1956, torna un argomento d'attualità con la recente acquisizione di Palazzo Telve da parte della società rappresentata dall'imprenditore Mario Moretti Polegato, una memoria che viene rivalutata con occhi nuovi e descritta da un volume presentato ieri sera a una montagna di libri, appuntamento a cui si sono presentate varie autorità quali il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, ma anche Giulio Tremonti, candidato con Fratelli d'Italia e presunto candidato ministro all'economia. Una visione, quella di Gellner, che respinge il tradizionalismo e che viene rivalutata guardando al 2026 con un Palazzo Telve che oggi si chiama Luce delle Dolomiti. Ho sempre amato Cortina perché l'ho frequentata fino da giovane. Ci è venuta l'opportunità di acquisire il Palazzo Telve che più che un'acquisizione è un monumento per Cortina. Quindi l'abbiamo completamente restaurato e dovrebbe venire uno dei punti storici importanti di questa città. Gellner era un modernista e lei crede che la sua visione sia ancora attuale? Al tempo, quando è stato costruito in occasione delle Olimpiadi del 1956, non è stato ben gradito dai cortinesi, dagli ampezzani, quando qui andavano le strutture di legno. Oggi il mondo è cambiato e quindi è un progresso e quindi è stato un momento storico per il Paese che penso stia di nuovo, che questo Paese in occasione delle Olimpiadi si starà ancora rilanciando ancora di più di quello che è.